Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Allora, questa sera parliamo della qualificazione agli europei, della partita tra Serbia e Portogallo. Il Portogallo che vince per 4-2 in casa della Serbia, un Portogallo che controlla la partita e porta il risultato a casa con una grande prestazione, non solo del fenomeno Cristiano Ronaldo, ma di tutta la squadra in generale. Portogallo che nel primo tempo chiude vincendo 1-0 con un gol di William Carvalho, nel secondo tempo raddoppia il Portogallo con un grandissimo gol di Guedes, cioè 3 passaggi, Guedes dribbla la difesa avversaria e fa un grandissimo gol quello di Guedes. Poi risponde la Serbia con un gran gol di colpo di testa di Milenkovic, giocatore della Fiorentina, veramente bellissimo il gol, dove la difesa del Portogallo disattenta e Milenkovic fa un grandissimo gol. Poi risponde ancora subito dopo il gol della Serbia. Il Portogallo non ci sta circa 10 minuti, Cristiano Ronaldo fa capire che il Portogallo vuole vincere questa partita. Il Portogallo che riprende il pallino in mano con un 3-1, grande gol di Cristiano Ronaldo. Diciamo che forse c'era un presunto fuorigioco su questo gol di Cristiano Ronaldo, pallone lungo per Cristiano Ronaldo, un grande pallone, una grande palla da parte, se non sbaglio, di Bruno Fernandes, un pallone filtrante che va a Ronaldo solo tu per tu col portiere e beffa il portiere, fa il 3-1 il Portogallo. Ma la Serbia risponde ancora, una partita emozionante perché ci sono stati 6 gol e le squadre si rispondevano ad oltranza. Faceva quello il Portogallo, rispondeva la Serbia. Dopo la Serbia risegnava il Portogallo. È stata veramente una bella partita con tante occasioni, 6 gol, le difese da riguardare tutte e due, sia quella del Portogallo ma anche quella della Serbia, soprattutto quella della Serbia. In un paio di occasioni Maksimovic ha fatto delle cavolate, veramente. Maksimovic, io l'ho detto che al Napoli sì, è una riserva, però non è all'altezza dei titolari che abbiamo. Ma parlando della partita, questa sera Maksimovic ha fatto un paio di errori dove sono costati dei gol alla Serbia, proprio nel gol di Guedes, ma anche su quello di Cristiano Ronaldo che era troppo in avanti, la difesa proprio non c'era, sia Milenkovic che Maksimovic, che vengono beffati, poi viene beffato il portiere. Praticamente poi dopo il gol di Ronaldo Mitrovic riapre la partita sul 3-2, ma subito dopo un minuto palla a centro, Portogallo con un'azione di prima spettacolare trova un altro gol con Silva su assist di Raul Guerrero. Veramente un bel Portogallo che ha meritato questa vittoria. Mi è piaciuta perché giocava a memoria, poi anche quando aveva il risultato in mano controllava la partita, giochicchiavano lì a centrocampo, addormentavano il gioco della partita. La Serbia disattenta, hanno trovato il varco per Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo ha fatto gol. La Serbia molto disattenta in difesa, nonostante Milenkovic ha fatto un grande gol, ma Milenkovic e Maksimovic hanno lasciato qualcosina di troppo all'attacco del Portogallo e non te lo puoi permettere con dei giocatori del genere che ha avanti il Portogallo come João Felix e Cristiano Ronaldo. Non puoi permetterti di fare erroracce e lasciare spazi perché veramente ti fanno male. Sono giocatori soprattutto Ronaldo è un fuoriclasse, ma anche João Felix sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Diamogli tempo, però secondo me anche lui diventerà un top, uno dei top, se non è già un top. Niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa vittoria del Portogallo in casa della Serbia, una grandissima vittoria dove c'è sempre la firma di Cristiano Ronaldo, ma questa sera la decide tutta la squadra secondo me perché ha fatto una grandissima prestazione. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti, buonanotte a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese.